Un pezzo di storia che merita di essere ricordato. Percorro spesso la strada statale 293, che collega Siliqua a Santa di Egibba, un'arteria fondamentale per il territorio, ma non priva di insidie, con curve strette e tratti pericolosi. Eppure da tempo il mio sguardo si sofferma su una costruzione particolare. Una casa cantoniera delle ferrovie complementari sarde, le storiche linee a scartamento ridotto che attraversavano la Sardegna più interna e meno servita. Questa cantoniera che vedete nelle immagini si trova nei pressi della diga di Bau-Pressiu, esattamente al chilometro 46,200 della statale. È un testimone silenzioso di un passato ormai lontano. Fino alla fine degli anni 60, proprio qui passava il treno, o Littorina, come veniva chiamato, che dal Basso Sulcis raggiungeva il Cagliaritano, fermandosi alla stazione ferroviaria di Siliqua. You know I saw Miss Lucy, she went down along the tracks, but she lost her home and her family, but she would not become a maid without love. Where would you be now? Le case cantoniere ferroviarie erano presidiate da operatori incaricati della manutenzione e della sicurezza della linea. Erano costruzioni essenziali ma robuste, distribuite a intervalli regolari lungo il percorso. Veri e propri presidi umani nel mezzo della campagna sarda. Oggi restano i ricordi, i ruderi di qualche binario inghiottito dalla vegetazione e queste costruzioni solitarie, spesso dimenticate, che parlano a chi sa ascoltare.